Buongiorno a tutti da Strasburgo, dove questa settimana si è riunito il Parlamento europeo in seduta plenaria. Tanti temi in agenda, il costo dell'energia resta centrale, soprattutto dopo la proposta da parte della Commissione europea dell'introduzione di un tetto al prezzo del gas. L'Italia ha spinto molto su questa misura per abbassare il costo dell'energia, ma dovremo aspettare le prossime settimane per capire se questa proposta godrà dell'approvazione da parte di tutti gli Stati membri. In un lungo dibattito mercoledì mattina si è poi parlato anche di immigrazione e del nuovo piano di azione per il Mediterraneo centrale proposto dalla Commissione, che prevede 20 proposte per gestire i flussi migratori. Si vuole rafforzare la dichiarazione di solidarietà adottata a giugno di quest'anno da 21 Stati membri e che prevedeva un meccanismo volontario e non vincolante di sostegno ai paesi più esposti ai flussi migratori, tramite contributi economici o ricollocamenti di migranti, piano che di fatto non è mai stato messo in pratica. Lo diciamo da tempo, serve una strategia strutturata per gestire la migrazione in modo sistematico e non emergenziale, serve superare il patto di Dublino. Sono intervenuti in aula anche per parlare della situazione in Iran. La repressione delle proteste si sta facendo sempre più violenta, i morti sono più di 300, tra cui una quarantina di bambini, e le condanne a morte aumentano. Non possiamo restare a guardare. Questa settimana poi è stata importante anche per la 14ª riunione della delegazione Europa-Serbia che presiedo. A Strasburgo infatti abbiamo avuto incontri importanti con la rappresentanza del Parlamento serbo. Ne è uscito un documento che ribadisce il sostegno del Parlamento europeo all'adesione della Serbia all'Europa e che esorta però la Serbia a fare ulteriori passi in avanti per accelerare le riforme verso l'Unione. Servono misure decisive per affrontare la disinformazione. Un paese candidato non dovrebbe essere un centro di disinformazione per la propaganda della guerra russa. Inoltre contiamo che la Serbia dimostri la sua affidabilità, allineandosi alla politica estera e di sicurezza europea. Continuare a fare affari e persino intensificare la cooperazione con un aggressore come la Russia non è compatibile con il desiderio di aderire ad una comunità di valori. La Serbia deve fare una scelta chiara e decisa verso l'Europa. Infine una nota storica. Questa settimana abbiamo festeggiato i 70 anni del Parlamento europeo, 70 anni nei quali abbiamo visto crescere le nostre economie, le nostre industrie, le nostre libertà, nel quadro di un progetto di pace. Auguro a tutti noi che questo percorso continui sulla via della democrazia e dei diritti, che sempre hanno guidato l'Unione per il bene di tutti.